Mi sentite? Adesso sì, va Ok, bene, grazie a Dio. Vai avanti ok. tranquillo, lasciati guidare dallo Spirito Amen. Santo. Grazie, sono contento di essere qua con voi. Io oggi mi trovo a Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo. Questa mattina tutta la zona ha ricevuto una scossa, nel vero senso della parola. C'è stato un terremoto questa mattina. Io mi sono svegliato, mia moglie e io abbiamo creduto che fosse stata la gatta che avesse fatto i suoi capricci mattutini, invece poi ci siamo resi conto che in realtà c'è stata una scossa di terremoto e quindi oggi abbiamo avuto questo argomento al lavoro, in casa, un po' dappertutto, perché un po' tutti hanno avvertito questa cosa e ha toccato. Quindi introducendo così, Scusami, vuoi che mettiamo il tuo numero di telefono in sì, sì, sovraimpressione? certo, Se qualcuno ti vuole chiamare? certo, certo. Va bene, andiamo avanti, vai avanti tranquillo. Quando appunto succede un terremoto, le persone parlano del terremoto perché in un modo o nell'altro li ha toccati. Devo dire il vero, io non ho avuto paura, più che paura sono stato sorpreso, perché non me l'aspettavo, come di solito non si aspettano questi eventi. Però devo dire che anche Gesù nella mia vita, nella nostra vita, ha portato una specie di terremoto. Per cui quando uno subisce questo terremoto positivo nella vita, diciamo così, ha voglia di parlare di questa meravigliosa grazia che abbiamo ricevuto. Oggi io vi voglio parlare su, non come terremoto, ma come dono di Dio. Ecco che il mondo ci propina tante sciocchezze, tra virgolette, perché sono tutte cose che prima o poi noi perderemo e non troveremo mai come ricchezza accumulata al di là di questa vita. Tutto quello che noi facciamo in questa vita è qualcosa che ha inizio e ha una fine, mentre Gesù resta nella nostra vita per sempre. Ecco che io voglio leggervi un brano tratto da Romani, capitolo 4, versetto 15 e 16. La grazia però non è come la trasgressione. Se infatti per la trasgressione di uno solo quei molti sono morti, molto più la grazia di Dio e il dono della grazia di un solo uomo, Gesù Cristo, hanno abbondato verso i molti. Riguardo al dono, non è avvenuto come perché l'uno che solo che ha peccato, poiché il giudizio è venuto da una sola trasgressione per la condanna, ma la grazia viene da molte trasgressioni per la giustificazione. Amen. Dal cielo Dio ci ha dato qualcosa di meraviglioso, ci ha dato Gesù. Il Padre ha capito che per, diciamo così, colpa di Adamo, del peccato di Adamo, siamo stati condannati a vivere una vita di insoddisfazione, a una vita povera, sia a livello spirituale ma anche umana, nel cui in un modo o nell'altro la nostra vita sia spirituale ma sia anche fisica degenerano ma verso il male. Dio ha guardato a noi e ha voluto fare qualcosa che il mondo non fa. Il mondo ci propina dei regali, vuole comprarci con dei regali, vuole far sì che noi ci accostiamo a questi regali, recuperiamo questi regali, ma nella misura in cui il diavolo ha questa abilità di darci questi regali, in un certo modo ci lega a lui perché il regalo deve essere ricambiato. Infatti la parola di Dio stesso ci dice di evitare di prendere regali perché una persona si può corrompere, non tanto perché il regalo è una cosa cattiva, ma perché si lega la persona. Io faccio un favore a te, tu fai un favore a me, tu mi hai dato aiuto in questo, io ti devo fare per forza un regalo, mi devo sdebitare, scusate. Quindi il mondo cerca debiti, debiti di cortesia. Il diavolo cerca sempre debiti di cortesia e l'uomo, perché a cui manca questo amore, ha questa insoddisfazione dentro di lui, tende a cedere a questi regali. Paradossalmente noto che anche dentro la Chiesa molti fratelli hanno dimenticato qual è la grazia di Dio e vogliono fare spesso le cose in maniera tale che possono accomodare le due cose, sia accontentare il mondo, sia accontentare Dio da un certo
da un certo punto di vista. Il caro fratello di prima, il pastore di prima, diceva che è importante conoscere Gesù. Quando noi iniziamo a conoscere veramente Gesù, allora abbiamo la comprensione vera di quello che è il dono di Dio. Perché dono di Dio? Paolo ci dice che il dono è diverso, perché è particolare. Il dono è qualcosa che non ha bisogno di essere ricambiato, non ha bisogno di essere ripagato e non ha bisogno neanche di avere di essere un pagamento. Il dono non è mai tutto questo, ma è qualcosa che viene dato in maniera completamente gratuita, per non dire anche addirittura immeritata. Soprattutto il dono di Dio che è Cristo Gesù. Voi avete mai visto una persona fare un regalo ai suoi nemici? Mai, perché io faccio i regali ai miei amici. Molto di più faccio doni a quelli a cui tengo di più. Dio ha guardato a noi mentre ancora noi eravamo nemici, mentre ancora noi eravamo nella trasgressione, ci ha guardato e ha detto: voglio farti un dono. Questo pensiero mi nasce dall'episodio del ladrone sulla croce che all'improvviso si è trovato da Gesù e, tra virgolette, è rubato questo dono, la grazia, la salvezza. E mi sono chiesto: ma allora, accettando un dono, io sto facendo un furto? No, no, cari amici, no, cari amiche, non stiamo facendo un furto, perché il dono, il proprietario della casa può dare quello che è in casa, lo dà a chi vuole e come vuole. Dio aveva questo dono che ha dato a chiunque lo volesse, nella misura in cui noi lo accettiamo. Dio ci ha dato la possibilità di capire qual era la nostra strada, di capire qual era la nostra visione. Ci ha dato questo dono meraviglioso per il quale noi non dobbiamo fare altro che accettarlo. Non richiede nessuno scambio, perché noi non possiamo ripagare quel dono. Dio ci ha dato qualcosa che è immensamente grande, immensamente prezioso, per cui nessun uomo può ricambiare il dono di Dio. Ma nella nostra vita Gesù ha fatto una trasformazione meravigliosa. Questo deve essere soprattutto la visione del cristiano, deve conoscere veramente Gesù, perché molte volte il cristiano ha dimenticato questo dono, o lo ha assimilato nella mente ma nel cuore lo ha dimenticato. È giunto il momento da parte della Chiesa di riacquistare fiducia in Dio, perché alla fine noi parliamo di questo: se noi abbiamo fiducia in Dio, quel dono noi lo accettiamo. E guardate che il dono è qualcosa che non guarda se ce lo meritiamo o meno, quindi noi non dobbiamo guardare se siamo imperfetti, perché la nostra imperfezione sarà sempre un'imperfezione che ci renderà non idonei, indegni alla presenza di Dio. Ma il dono è proprio questo: nella misura in cui noi siamo indegni, Dio si è prodigato verso di noi per darci quel dono. Quindi la Chiesa deve riappropriarsi di questo spirito, di questa mentalità, e capire che è una sposa che comunque cammina in questo mondo, si sporca i piedi. È vero, deve comparire davanti a Dio senza rughe, senza macchie, ma questo è un processo. Ma nel processo noi non possiamo guardare che dobbiamo arrivare alla fine per ricevere questo dono, per operare per l'opera di Dio. Noi dobbiamo guardare ad ora. L'opera di smacchiamento della pelle è qualcosa che dipende da Dio. L'opera di lifting nella sposa è qualcosa che viene dallo Spirito Santo, che ogni giorno vive in noi, è qualcosa che viene dall'accogliere questo dono dentro di noi. In merito a questo volevo leggere anche Giovanni, capitolo 4, versetto 10. Gesù rispose e le disse: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. Anche qui Gesù parla del dono. In quel momento la Samaritana era una donna che credeva di essere nel giusto, ma Gesù gli ha fatto vedere: guarda che la tua vita non è completamente corretta, anzi non lo era quasi per niente. E poi voleva un pochino prendere Gesù dalla parte spirituale, gli diceva: ma noi adoriamo Dio. E anche lì Gesù ha detto: sì, ma si adorerà in spirito e verità. Per cui non dobbiamo riporre la nostra fiducia nelle nostre capacità,
La Chiesa certe volte fa questo, i fratelli certe volte fanno questo, riposano nelle loro capacità, nella loro bravura. Per carità, il fratello di prima diceva che c'è bisogno di conoscenze, dobbiamo conoscere Gesù, dobbiamo approfondire l'amicizia con Lui e dobbiamo stare in intimità con il nostro Signore Gesù, con la parola di Dio, nutrendo la nostra anima con la parola di Dio. Ma questo non deve renderci dei sapientoni come si credeva un po' la Samaritana, sapendo di invece essere nella mancanza. Però proprio per questo motivo Gesù le stava dicendo: guarda che io sono quel dono prezioso che tu cerchi, tu non devi cercare la tua soddisfazione nelle cose di questo mondo o nella religiosità di questo mondo, tu devi cercare me, sono io che ti posso dare l'acqua viva. E questo ha trasformato la vita della Samaritana, cioè l'accettare questo dono ha aperto il cuore e la mente di questa donna in una maniera tale che è riuscita a parlare di Gesù alla sua città. Cioè lei ha subito quella scossa, quel terremoto spirituale che le ha permesso di aprire gli occhi e di dire: ok, ho capito, ora comprendo che la mia vita fino ad ora non è stata buona, non è stata corretta, ma ho incontrato il mio Salvatore, il mio Signore. In questo momento io ho capito che devo parlare di questo terremoto perché voglio che tutti sappiano che Gesù è la mia salvezza, la mia forza. Non bisogna cercare altre soluzioni. La soluzione sia per la Chiesa, che soprattutto per la Chiesa, ma anche per il mondo, è Gesù. Molte volte noi cerchiamo strategie o pensiamo a strategie, pensiamo di fare, di dire, ci prepariamo discorsi. Anche io certe volte mentre predico preparo dei discorsi, ma poi mi rendo conto che le persone hanno bisogno di Gesù che tocca il cuore. Le persone hanno bisogno di un Gesù che si presenti davanti alla Samaritana, che tocchi la loro spalla e dicano: Gesù ti ama, Gesù ti vuole bene, Gesù ti cerca. Ti cerca ma non ti pretende, ti cerca come una vita da salvare. Credo che la Chiesa abbia bisogno di rivedersi in Gesù, non negli apostoli, che appena hanno visto con chi parlava Gesù hanno fatto un po' gli schizzinosi, ma come Gesù ha guardato la Samaritana, non ha guardato la sua condizione, anche se le ha fatto vedere la sua condizione, non ha guardato la sua spiritualità, anche se le ha fatto vedere che la sua spiritualità non era quella corretta, ma soprattutto le ha fatto vedere che lui era l'acqua viva, che lui era il dono perfetto di Dio, il dono che lei doveva accettare, che niente al mondo poteva toglierle quello che aveva ricevuto in quel momento, che era la perfetta conoscenza di Gesù. Il mondo cerca di darci regali, vuole comprarci con dei regali, con ricchezze, con cose che ci allontanano da Dio. Il diavolo ha questa abilità, ci porta un regalo, ci fa credere che è qualcosa di meraviglioso, ma poi ci chiede qualche cosa in cambio. E questo generalmente fa sì che l'uomo non può ricambiare neanche al diavolo, perché il diavolo pretende anche troppo, pretende molto più di quello che possiamo dargli, e nella vita delle persone iniziano ad esserci problemi spirituali, tristezza, angoscia, insoddisfazione. Quando noi viviamo di insoddisfazione, la Samaritana viveva di insoddisfazioni, era insoddisfatta, infatti aveva cambiato marito 5 volte, la sua vita era insoddisfatta perché andava al pozzo di Giacobbe e cercava l'acqua per dissetarsi, la sua vita era insoddisfatta perché diceva Gesù: voi giudei dite che si deve adorare a Gerusalemme, noi diciamo che si deve adorare invece sul nostro monte, e c'era insoddisfazione nella sua vita. Quando c'è insoddisfazione, caro amico, cara amica, se in questo momento c'è insoddisfazione nella tua vita, tu hai bisogno di fermarti a quella fonte e non guardare dentro il pozzo, tu hai bisogno di guardare a Gesù, che è l'acqua viva, l'acqua vera, il dono perfetto di Dio, e non ha importanza come sei ora. Dio è venuto per donarsi senza guardare alla tua condizione. È ovvio, Dio, arrivato a un certo punto, vuole che noi ci miglioriamo, che il nostro livello di
spiritualità, di persona salga di livello, perché come un padre vuole il bene per i suoi figli, anche Dio vuole il nostro bene nel momento in cui diventiamo figli di Dio. La Samaritana l'aveva capito, quando ha conosciuto Gesù aveva capito che Gesù era il dono perfetto, che lei lo aveva accettato e nello stesso tempo aveva capito che doveva cambiare vita, la doveva migliorare, nessuno le ha obbligato niente, ma lei di sua spontanea volontà ha deciso che doveva cambiare vita. Quindi Gesù è la soluzione. Gesù è il dono perfetto. Gesù non ha bisogno che noi scambiamo o cerchiamo di ripagarlo della salvezza ricevuta, del dono ricevuto. Lui ci guarda e ci guarda come persone che hanno accolto questo dono, per lui va bene così. La Chiesa ha bisogno di trasmettere questo messaggio, soprattutto in questi tempi c'è bisogno di creare questo terremoto, perché quando noi abbiamo la capacità di creare questo terremoto nelle persone, le persone hanno la capacità di parlare, di dire agli altri che il terremoto nella loro vita ha portato un beneficio. La Samaritana nella sua città ha portato un terremoto e le persone sono corse da Gesù e lo hanno ascoltato. Una sola donna che ha sentito questo terremoto dentro il suo cuore è riuscita a trasmettere Cristo alle persone. Quindi cerchiamo Gesù come unica soluzione. Cerchiamo Cristo come unica soluzione a presentare, da presentare alle persone, come unica soluzione alla nostra vita, come unica soluzione per la Chiesa. Quello che manca oggi nella Chiesa è la fiducia, soprattutto nelle persone in realtà, ma anche certe volte nella Chiesa manca la fiducia in Dio, manca la fiducia nella Chiesa, nei pastori, perché è sufficiente che ci sia un errore, è sufficiente che ci sia qualcosa che non vada bene nelle persone, nella Chiesa, che subito il livello di fiducia scende paurosamente. Abbiamo dimenticato che invece prima di tutto noi dobbiamo porre la nostra fiducia su Gesù. Ognuno di noi ha ricevuto il dono Cristo Gesù. Noi non siamo doni, noi siamo all'opera di questo dono. Quindi come uomini possiamo sbagliare, come donne possiamo sbagliare, è nella nostra natura, ma nella misura in cui noi abbiamo fiducia in Dio e abbiamo fiducia nelle persone che Dio ha messe in noi, anche se sbagliano, questo fa sì che la Chiesa può crescere forte, può crescere sana, perché la fiducia è quel sentimento che ci pone la base principale per il nostro stare in Cristo e per il nostro stare nella Chiesa. Quindi questo dono, noi dobbiamo avere fiducia in Dio che questo dono ci è stato dato senza che ci venga imputata nessuna condanna. Noi dobbiamo solo accettare questo dono e dire: Signore, io questo dono lo voglio perché lo accetto nella mia vita perché ne ho bisogno, perché niente può aiutarmi, niente mi può sollevare, risollevare, niente può togliere la tristezza che c'è nella mia vita, niente può togliere il senso di incapacità. Io voglio questo dono, lo accetto nella mia vita, nel mio cuore, perché so che tu me lo dai senza guardare ai miei difetti, senza guardare alla bella faccia o alla brutta faccia che ho, se sono alto, se sono bello o meno. Fiducia vuol dire accettare con fiducia questo dono di trasformazione, di grazia. Quindi la libertà di questo mondo è peso. I regali di questo mondo, i regali del diavolo sono un peso per la nostra vita, tanto più per il credente. Non accettare i doni, i regali, scusatemi, il regalo del diavolo, i regali di questo mondo, non accettare il compromesso, non accettare un facile guadagno. Stai attento, non permettere alla tua vita di mettere un freno potente, un freno alla tua vita spirituale, un freno per poter parlare di Gesù. Guarda a Cristo, qualsiasi siano le circostanze, qualsiasi siano i problemi,
che si possono presentare davanti a te, riponi sempre la tua fiducia in quel dono meraviglioso che Gesù, che il Padre ci ha voluto dare per mezzo di Gesù Cristo. Lui e solo Lui è quella ricchezza che ti potrei portare anche in cielo. È il dono perfetto che ti potrei portare anche in cielo. La Chiesa ha bisogno di riscoprire questo dono, di riscoprire questo terremoto, il terremoto che ogni credente ha avuto all'inizio della sua chiamata. Quello è stato un terremoto potente che non ha causato danni nel nostro cuore, ma ha causato danni nel regno del diavolo. Gloria a Dio, amen. Ricordiamoci che quel terremoto ha cambiato la nostra vita in meglio e che noi abbiamo bisogno di riscoprire questo terremoto per cambiare le vite delle persone in meglio. La Chiesa ha necessità di un risveglio, ma quando noi chiediamo risveglio dobbiamo essere consapevoli che il risveglio può portare un altro terremoto nella nostra vita. E come diceva il fratello di prima, il pastore di prima, eh, può essere che questo cambiamento avvenga anche nella prova, nell'attraversare un problema come Paolo. Può essere che noi chiediamo a Dio di portare nella nostra vita un risveglio spirituale, ma questo risveglio spirituale poi non ci piace, perché magari sconvolge veramente la nostra vita nel senso che, in un senso in cui non ci saremmo aspettati, non ci piace magari, però dobbiamo ricordarci che il primo terremoto nella nostra vita ha portato un terremoto che ci ha portato un grande beneficio, un grande bene. Ricordati, fratello, sorella, che tu hai ricostruito la tua vita su una roccia potente, sulla parola del Signore Gesù, su Gesù stesso. Tu hai ricostruito la tua vita su quel fondamento potente e niente, poiché Dio mi ha stabilito in una certa posizione, in una certa maniera, io devo avere fiducia nel Signore Gesù, ma questa fiducia cresce nella misura in cui io conosco il Signore, nella misura in cui io mi metto in intimità con Lui, prego, mi faccio riempire dallo Spirito Santo. Nella misura in cui io cambio i miei pensieri, trasformo i miei pensieri, li rinnovo, allontanando quello che è le cose del mondo, i regali del mondo, per mettere nella mia mente il dono di Dio, la parola di Dio. E certe volte la Chiesa si fa trascinare, i fratelli e le sorelle si fanno trascinare dalle cose del mondo, ma ci sono quelli che vivono nel mondo, influenzano il mondo con il loro modo di vivere, il loro modo di essere, lo influenzano col loro terremoto spirituale. Ci sono persone invece anche nella Chiesa che si fanno trascinare nelle cose del mondo e vengono influenzate dalle cose del mondo e subiscono i danni del terremoto delle cose del mondo. Ecco perché noi dobbiamo avere fiducia in Dio. Ecco perché noi dobbiamo riconoscere nella nostra vita che è un dono perfetto quello che il Signore ha fatto nella nostra vita, è un dono perfetto quello che è stato messo dentro di noi, nella vita che ci è stata data in Cristo Gesù. Paolo ci esorta a non guardare più ad Adamo, al danno che ha fatto Adamo nella nostra vita. Noi dobbiamo guardare al dono Cristo Gesù, che è invece quello che ha riparato al danno di Adamo, che ha ristabilito e ricostruito quello che è venuto a mancare con Adamo, cioè la fiducia in Dio. Adamo ha perso la fiducia nel suo Dio e ha peccato perché ha dato fiducia ad un altro, ad un serpentello, ha dato fiducia al nemico e quindi ha perso fiducia in Dio. Non è stato sì il peccato, la disubbidienza, ma da tutto questo noi sappiamo che in realtà è venuta a mancare la fiducia. Non aveva più fiducia in Dio. Adamo aveva cancellato che Dio era il suo dono perfetto. Nella sua vita lui ha cercato altre soddisfazioni e il diavolo gli ha voluto regalare una mela, ma non a gratis, perché il regalo non si dà a gratis, si pretende sempre qualcos'altro, comunque sia in debito, e Adamo gli ha dato il regno di questa terra, quello che lui aveva in possesso, come possesso da parte di Dio, l'ha ceduto
al diavolo, e il diavolo continua a fare ancora oggi così, ci tenta anche con i figli di Dio, ci tenta ehm, con i suoi ministri, è sempre lì pronto perché lui cerca sempre di porci dei regali. Anche Gesù, il diavolo ha voluto fare dei regali, lo ha tentato 3 volte nella speranza che, che Gesù cedesse al diavolo, perché appunto gli ha voluto regalare qualcosa e in realtà poi pretendeva qualcosa, mentre Gesù si è dato gratuitamente, mentre ancora noi eravamo suoi nemici, e quello è un dono. Ricordiamoci che il diavolo ci propone delle situazioni perché vuole qualche cosa in cambio. Gesù invece ci dona se stesso, è un dono perfetto. Non c'è niente nella nostra vita che possa sostituire quel dono. E il bello di questa cosa è che non lo possiamo neanche ripagare, è qualcosa che è perfettamente entrato nella mia vita, nella vita del credente, ed è completo in noi. Ci dà la soddisfazione che il mondo non ci dà, ci dà il senso anche di essere utili al regno dei cieli, di essere importanti davanti a qualcuno, ci dà anche il senso dell'eternità, che quello che siamo oggi lo saremo per l'eternità in Cristo, ci dà qualcosa di meraviglioso, che non è soltanto la libertà spirituale dalle cose di questo mondo, dal diavolo, ma è l'amore di Dio. Anche il pastore di prima diceva questo, bisogna che noi riscopriamo l'amore, ma l'amore viene riscoperto nella fiducia. Quando noi amiamo vuol dire che abbiamo fiducia nella persona che amiamo, perché il mondo ormai ha creato un amore che è molto anacquato, tutto è amore, però non è basato sulla fiducia, ci si lascia, ci si prende ormai con una facilità incredibile. Quindi fratelli, sorelle, amici e amiche, iniziamo veramente a riscoprire figlio di Dio, a riscoprire questo dono nella propria vita per guardare a Cristo e fare l'opera di Cristo. E quanti ancora non hanno ricevuto questo meraviglioso dono, aprite il vostro cuore questa sera e non guardate alle vostre pecche, ai vostri peccati, ai vostri difetti, bellezze, bruttezze, guardate a Cristo Gesù che è il dono perfetto. Il dono si dà anche senza meriti. Signore, io ti voglio ringraziare per la tua bontà, per la tua misericordia. Tu sei grande e questa grandezza l'hai perfettamente rivelata nel dono di Gesù Cristo nella nostra vita, nell'acqua viva che scaturisce da Lui per noi, per darci la vita perfetta. Questa sera, Signore, ti voglio offrire la Chiesa affinché riscopra la sorgente dell'acqua viva, affinché riscopra la roccia perfetta, affinché riscopra il dono meraviglioso che tu hai messo nella nostra, nei loro cuori, nel mio cuore, nei cuori della Chiesa, nel cuore della Chiesa. Signore, voglio pregarti affinché il credente oggi rinunci ad ogni regalo che viene proposto dal mondo, che viene proposto dal diavolo, ad ogni falsa prospettiva di benessere spirituale, intellettuale, umana. Signore, nel nome di Gesù Cristo io ti presento tutta la Chiesa affinché veramente ci sia un risveglio spirituale potente, affinché ci sia un terremoto, Signore, che possa scuotere la vita del credente e gli possa fare riscoprire l'amore perfetto che viene da Gesù, perché la Chiesa si deve sollevare, Signore, soprattutto in questi ultimi tempi. Fa, Signore, che la tua sposa si alzi, fa che i credenti si alzino, Signore, perché abbiamo bisogno di operai fedeli e che hanno fiducia, Signore, in te e nella Chiesa. Intervieni con potenza. A quanti, Signore, ancora non ti conoscono, in questo momento voglio che fate questa preghiera insieme a me. Signore Gesù, ti prego, entra nella mia vita, fammi scoprire questo dono, lo stesso dono che hai fatto scoprire alla Chiesa celeste, ai fratelli. Voglio io riscoprire questo dono nella mia vita, e il dono che hai mostrato alla Samaritana lo voglio vedere anch'io, lo voglio avere anch'io nella mia vita e nel mio cuore. Risveglia la mia vita, Signore, risveglia il mio spirito. Voglio che tu entri dentro di me come il dono perfetto. Grazie, Signore, nel nome di Gesù. Benedici, Signore, la Chiesa, benedici questo canale di benedizione per l'Italia, Signore. Stendi la tua mano e fa che ancora possa essere di utilità,
forte, potente, di risveglio per tutta la nazione. Nel nome di Gesù Cristo te lo chiedo, Signore Eterno. Amen, Grazie amen, Signore, amen. grazie Amen. Signore, grazie Signore. Grazie fratello Carmelo. Carmelo Orlando, ma il nome qual è? Carmelo, Carmelo, va bene. Vogliamo Orlando è il ringraziare cognome. il Signore per questa serata ancora? Vogliamo...